I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Sannazzaro fu progettato da Fausto Niccolini e realizzato dagli architetti Antonio e Gennaro Francesconi. Fu inaugurato nel 1874. Fu concepito con dimensioni ridotte ma con squisite linee architettoniche. Perciò fu subito indicato come la bomboniera napoletana. L'inaugurazione avvenne la sera di Natale del 1874. Nel 1878 la proprietà passò al duca di Marigliano, che volle dare ancora più lustro al teatro, ospitando tutti i grandi nomi dell'epoca, come Ernesto Rossi, Giovanni Emanuel, Eleonora Duse. Gli spettacoli variarono dalla prosa in lingua sino a quella dialettale e perfino la macchietta. Successivamente il teatro ospitò stabilmente Edoardo Scarpetta. Nel 1892 gli spettacoli si alternavano tra quelli di Edoardo Scarpetta fino ad arrivare alle macchiette di Nicola Maldaceo. Nel 1911 accolse un'intera stagione di numeri di varietà. Nel 1913 segnò il trionfo di Gennaro Pasquarino. Nel 1932 le fortune del Sannazzaro si sposarono con le fortune dei fratelli De Filippo e del loro teatro umoristico. Inoltre, nel 1888 ospitò un avvenimento storico. Durante uno spettacolo di Scarpetta, la sala fu improvvisamente illuminata grazie all'energia elettrica. Per Napoli fu un fatto senza precedenti. Successivamente fu trasformato in cinema. Man mano il Teatro Sannazzaro ebbe un momento di buio, finché non fu recuperato dai fasti di Nino Veglia e Luisa Conte, che lo acquisirono e lo ritrasformarono in un punto di riferimento della cultura napoletana. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate